Eccoci, bentornati, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Capita spesso che le nostre giornate siano ricche di impegni e quant'altro e il tempo libero a nostra disposizione sia poco. Sappiamo che l'alba è uno dei momenti migliori per andare a pescare, ma sappiamo anche che alle 8 dobbiamo essere al lavoro. E allora come fare? Sicuramente avere le idee chiare su come vogliamo pescare e quale pesce andare a insidiare è già un buon punto di partenza. Pesca a fondo, bolognese, pesca col vivo, branzino, orata. Cerchiamo di focalizzare il nostro obiettivo. Organizziamo la nostra attrezzatura in base alla preda designata. Spesso e volentieri ci portiamo dietro un sacco di cose che neanche andiamo ad aprire o utilizzare durante la pescata. Sarà una pescata flash, quindi tutte le cose devono essere selezionate in precedenza, viste in precedenza, messe nel cassone o nella scatola, nella sacca delle canne e deve essere il minimo indispensabile, pronto all'uso. Prepariamo montature semplici e veloci da utilizzare. Montature che ci devono far perdere il meno tempo possibile perché il tempo è quello che non abbiamo. Quindi montature velocissime, qualsiasi tipo di pesca andiamo a fare e mi raccomando prepariamoci almeno un terminale di ricambio per ogni canna che ci portiamo dietro. Acquistiamo e portiamoci dietro solo le esche necessarie. La pescata purtroppo sarà breve e nulla deve avanzare. La nostra prossima destinazione sarà l'ufficio, quindi tutte le esche che rimarranno in macchina, oltre a non essere un gran bel vedere, saranno destinate sicuramente a morire. Scegliamo il nostro spot, la nostra destinazione, in base principalmente a due fattori. Il primo sarà la presenza abituale del pesce che cerchiamo, quindi non stiamo a divagare tanto sui pesci da cercare, cerchiamo di concentrarci su uno solo obiettivo. La seconda caratteristica del nostro spot sarà sicuramente quella logistica, che avrà una distanza intermedia tra ovviamente casa, il nostro punto di partenza, e il nostro punto di arrivo successivo che sarà il nostro luogo di lavoro. Guardiamo e studiamo bene, mi raccomando, in precedenza il meteo per cercare quelle caratteristiche necessarie alla ricerca del pesce designato. Questo è un punto molto importante. Abbiamo il tempo contato e la giornata davanti a noi sarà molto lunga perché dopo la pescata andremo a lavorare, avremo altri impegni, quindi sarà un'occasione da non sprecare sia a livello di pesca ma anche a livello di sforzo personale. Sono sicuro che se faremo bene tutte queste cose, magari una bella cattura tamponerà, diciamo così, la stanchezza accumulata e ci farà vivere un po' meno stanchi la giornata davanti a noi. E adesso, dopo questa introduzione, andiamo insieme a pescare, amici.